una notizia mozzafiato ha appena sconvolto Napoli questa sera. E i tifosi del Napoli sono già in stato di massima allerta. Siamo tornati con un altro aggiornamento imperdibile sul nostro amato club. Con informazioni direttamente dal dietro le quinte, dove qualcosa di grande sta prendendo forma. Come sempre, la nostra missione è quella di tenervi aggiornati sulle novità più calde e rilevanti. Con una copertura che solo chi vive la passione azzurra può offrire. Ma prima di immergerci nell'argomento di oggi, che sta lasciando tutti a bocca aperta, lasciate il vostro like. Iscrivetevi al canale e attivate il campanellino, perché le prossime ore promettono di essere decisive. Quello che abbiamo ora è qualcosa che sta coinvolgendo non solo la dirigenza e lo staff tecnico, ma tutta la tifoseria, una mossa inaspettata che potrebbe cambiare il corso della stagione del Napoli. Qualcosa si sta preparando dietro le quinte, e promette un grande impatto. Secondo l'edizione bolognese del quotidiano La Repubblica, il club rossoblù ha rifiutato le offerte del Napoli e del Nottingham Forest per Dan Ndoye, l'ala svizzera che rimane il nome numero 1 nella lista dei rinforzi desiderati da Antonio Conte. Il Bologna mantiene la sua posizione ferma e, dopo aver già negoziato Sambo Kema con i napoletani, preferisce trattenere l'altra sua stella offensiva, a meno che non arrivi un'offerta davvero irrinunciabile. I dirigenti del club emiliano stanno aspettando con attenzione la promessa offerta di 45 milioni di euro, che finora non si è concretizzata, ma che potrebbe cambiare le carte in tavola. Il Napoli, dal canto suo, non ha ancora rinunciato e potrebbe intensificare la pressione nei prossimi giorni. Dopotutto, soddisfare questa richiesta di Conte è visto internamente come il tassello finale del puzzle offensivo. Con ciò, il destino di Ndoye rimane in sospeso, oscillando tra la Campania e la Premier League. Anche il Nottingham rimane in lizza, ma senza ancora raggiungere le cifre richieste dal Bologna. Al momento, i due club sono in modalità tattica di attesa, studiando il momento giusto per giocare la prossima carta. Nel frattempo, il giocatore rimane concentrato, ma sa che il futuro può essere deciso da un momento all'altro. E vale la pena ricordare, nonostante le speculazioni, il Napoli rimane concentrato e paziente, pronto ad agire se si aprirà la finestra giusta. Il club vuole evitare follie, ma non vuole nemmeno perdere l'obiettivo più ambito dell'estate. E ora tocca a te, tifoso del Napoli. Vale la pena pagare 45 milioni di euro per Dan Ndoye per chiudere finalmente questa telenovela? O il club dovrebbe voltare pagina e puntare su nomi come Sterling o Grealish, che sono nel mirino come piani alternativi? Commenta qui sotto, perché la tua opinione è parte fondamentale di questa conversazione. E, naturalmente, un grande grazie a tutti coloro che seguono il canale ogni giorno. Siete la forza della nostra comunità azzurra.